Ciclista muore investito da un'auto. Giuseppe Fontana, 65 anni, viveva a Bettina, alle porte di Belluno. L'incidente a Cadola sulla strada verso l'Alpago. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, edizione di giovedì 27 novembre 2025. Siamo sulla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Incidente mortale ieri pomeriggio a Cadola, ha perso la vita Giuseppe Fontana, 65 anni, residente a Bettina, alle porte di Belluno. L'uomo era in sella a una bici e stava pedalando al bordo della carreggiata quando è stato investito da una macchina. Il decesso è stato immediato, vano qualsiasi tentativo di rianimazione degli operatori del SUEM intervenuti sul posto insieme alla polizia stradale e ai vigili del fuoco. Si tratta del secondo incidente mortale avvenuto sulle strade del Bellunese nell'ultima settimana. Venerdì scorso a Feltre, in uno schianto auto pullman, aveva perso la vita il quarantenne Luca Bonat. E inevitabilmente si riaccende la discussione attorno alla sicurezza, in particolare per gli utenti cosiddetti deboli della viabilità. Giuseppe Fontana lascia la moglie Nadia e due figli, Damiano e Valentina. L'approfondimento di Damiano Torben a pagina 11. La foto di copertina del Gazzettino di Belluno ci porta invece a Borgo Valbelluna. Ieri il commosso addio alla bimba di 2 anni, le canzoni di Irama per Ludovica. E vediamo in questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, la piccola bara bianca al feretro di Ludovica esce dalla chiesa di Mel. L'approfondimento lo troveremo all'interno a pagina 9 a firma di Daniela De Donà. Brutta notizia invece per il mondo del lavoro, notizia che ci porta a Feltre. La Hydro di Feltre chiude a casa 115 lavoratori. La decisione riguarda 5 stabilimenti in tutta Europa. Lo stabilimento Hydro chiude i cancelli per sempre, lasciando a casa i 115 dipendenti che ad oggi lavorano al suo interno. La notizia aleggiava nell'area da qualche mese sia in altri stabilimenti di settore della provincia di Belluno, sia tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali che venerdì avevano espresso le loro preoccupazioni in occasione di uno sciopero e un presidio davanti ai cancelli dell'azienda. Il CDA ha annunciato la decisione di avviare un processo di consolidamento delle attività europee di estrusione, con la proposta di chiudere alcuni dei suoi stabilimenti produttivi, tra i quali figura anche quello feltrino. Come previsto dalla normativa italiana, fanno sapere dall'azienda, Hydro attiverà le procedure di legge e aprirà un confronto strutturato. Sulla questione è intervenuta anche la sindaca Viviana Fusaro con una dura nota. Inaccettabile e privo di rispetto un annuncio di questo tipo fatto senza alcun confronto con l'amministrazione comunale. L'approfondimento di Scarton lo troverete a pagina 6. E sempre per quanto riguarda il mondo lavorativo in provincia di Belluno, inaccettabile, distruggono un territorio da stamattina a presidi e sciopero di 48 ore, notizia ovviamente che interessa sempre la situazione della Hydro, subito 48 ore di sciopero a partire dalle 6 di questa mattina, poi presidio permanente davanti ai cancelli dell'azienda. E questa è la decisione presa dalle organizzazioni sindacali e dai lavoratori che ieri si sono riuniti in assemblea. L'approfondimento sempre di Scarton a pagina 7. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Cortina, potenziati i bus locali, corse fino a mezzanotte. Il comune di Cortina investe più di 1,2 milioni per potenziare il servizio di trasporto pubblico locale in questa particolare stagione turistica invernale che culminerà con i giochi olimpici e paralimpici. Quest'anno non c'è soltanto lo ski bus destinato agli sciatori, ma ci sarà anche il servizio serale fino a mezzanotte dal 22 dicembre fino al 15 marzo per una migliore fruibilità del territorio, ha spiegato l'assessore comunale Giorgio Darin. L'articolo di Di Bona a pagina 13. La politica bellunese, De Carlo, Fratelli d'Italia radicato nei comuni, conta chi trascina. Effetto De Carlo dietro l'esploit di Fratelli d'Italia nel Bellunese, unico territorio veneto in cui il partito della Meloni ha superato la Lega. Alle regionali c'è il traino del senatore Cadorino, ma anche il radicamento sul territorio e la crescita della nostra classe dirigente. La nostra lista provinciale era particolarmente forte, lo dimostrano i numeri fatti registrare da Dario Bond e Silvia Caligaro. Commenta De Carlo, che adesso guarda le comunali partendo dai sindaci. Nei comuni contano tantissimo le figure, sul territorio faremo delle valutazioni. L'approfondimento di Federica Fant a pagina 5. Belluno, mercatino, eventi e pista da ghiaccio, così nel capoluogo si accende il Natale, domenica comincia l'avvento e la città si sta vestendo per il Natale. Ieri Belluno Viva ha presentato Belluno a Natale, il cui programma comparirà nell'omonimo sito web. Occhi puntati a domani, quando alle 18 si potrà ascoltare il discorso inaugurale che darà inizio al calendario di eventi che accompagneranno la città fino al 6 gennaio. L'articolo di Federica Fant a pagina 5. Ancora dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, curling, si decide tutto stamattina agli europei femminili in Finlandia, l'articolo di Di Bona a pagina 14.
Feltre sarà Vidotto il protagonista della maratona di lettura 2025, l'articolo di Scarton a pagina 6. E ancora per quanto riguarda gli appassionati del calcio, Fusione Sappada San Pietro, il Comelico trova nuovi alleati. Le due società che giocano con le prime squadre il campionato carnico si alleano soprattutto per valorizzare i settori giovanili. L'articolo di Tavosanis a pagina 14. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia messa in primo piano ci porta a Feltre. Hydro chiude 115 a casa. Annuncio shock della multinazionale di Oslo. Nel 2026 stop alla produzione nello stabilimento di Feltre in altri 4. Sindacati e operai al contrattacco per salvare la storica fabbrica metallurgica. Subito 48 ore di sciopero e presidio ai cancelli dell'azienda. Nessun rispetto per le persone. L'articolo di Curto da pagina 24 a pagina 25. Anche il Corriere delle Alpi dedica un richiamo all'incidente mortale avvenuto a Ponte nelle Alpi nella giornata di ieri. Tragedia a Ponte nelle Alpi, un ciclista bellunese muore dopo essere stato investito da un'auto. Ieri verso le 14.30 Giuseppe Fontana, residente a Belluno in via Bettini, 65 anni, è stato travolto all'uscita della 27. L'uomo in pensione stava procedendo lungo la statale Alemagna all'altezza di Cadola, frazione del comune di Ponte nelle Alpi, quando è stato investito. Inutili soccorsi, è morto sul colpo. Fontana lascia la moglie, ex parrucchiera di Borgo Piave, e 2 figli. L'addio Ludovica tra palloncini e musica di Rama. Ciao Angelo, la bimba di 2 anni di Mel morta per mancato ricovero. L'approfondimento di Gigi Sosso lo troverete a pagina 27. Altro richiamo che troviamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi, notizia che ci porta in questo caso ad Alleghe, sacchi di lettere lasciati in strada. Carabinieri all'ufficio postale di Alleghe ieri mattina chiamati dai sindacati per denunciare le condizioni in cui sono costretti a lavorare i dipendenti, letteralmente sommersi da sacchi di corrispondenza sia all'interno che all'esterno dell'ufficio, tanto che il personale della sportelleria non riesce nemmeno ad accedere ai bagni perché l'ingresso è ostruito dai sacchi di posta, dice Adriano Musolino della CGIL. L'approfondimento di Paola Dallanese a pagina 29 per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube. L'immagine che rappresenta i sacchi fuori dall'ufficio postale di Alleghe, immaginiamo appunto le lettere e tutta la corrispondenza che ovviamente è presente all'interno di quei sacchi all'esterno. Foto di copertina del Corriere delle Alpi, traguardo a Cortina, la presidente del CIO, un momento cruciale. Accesa la fiamma a Olimpia, già in corso i primi tedofori, e vediamo in questo scatto il rito dell'accensione della fiamma ieri a Olimpia, l'approfondimento di Michielli a pagina 14. Nelle cronache rifiuti il Consiglio di Bacino, bollette meno care con mix di porta a porta e cassonetti, come abbassare le tariffe rifiuti usando le isole ecologiche e porta a porta, l'approfondimento di Dalmas a pagina 18. Cortina, residui nel piazzale, una discarica alle Cinque Torri, la provincia bonificate. Discarica abusiva alle Cinque Torri, la provincia ordina la bonifica alla società Averau. L'approfondimento lo troverete a pagina 31. E sempre il Corriere delle Alpi ci ricorda che mancano 71 giorni alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.